la Giudecca colpita da un raid vandalico, un'enorme chiazza rosa con delle scritte incomprensibili deturpa la facciata di uno dei simboli di Venezia, sdegno generale per il gesto. Alpine polemiche sulle presunte molestie, la lettera degli albergatori di Rimini al presidente Anna Sebastiano Favero, profonda gratitudine nei vostri confronti, ci dissociamo da polemiche e dichiarazioni di chi cerca solo visibilità. A quasi 20 anni dall'ultima volta i magistrati incrociano le braccia e scioperano, la ANM contesta la riforma in discussione in Parlamento, così il nostro lavoro viene valutato solo in base ai numeri. Crack BPV, processo d'appello torna in aula Bunker, presente nuovamente l'ex numero 1 Zonin. Ho fiducia nella giustizia, dice, calendario fittissimo di udienze per evitare la prescrizione. Reddito di cittadinanza, oltre 5.000 le misure revocate in Veneto da quando la misura è entrata in vigore. I dati analizzati dall'Inps regionale, crollo progressivo delle domande in 3 anni. Recuperato dai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale di Venezia il dipinto del Settecento San Girolamo, rubato nel 2010 in una chiesa francese, lo possedeva un inconsapevole antiquario padovano. Per la prima volta in Italia un mercato agroalimentare, quello di Padova, si trasforma in un palcoscenico. Gli spazi dove di giorno le attività commerciali brulicano ospiteranno una serata teatrale con uno spettacolo dell'artista Paolo Nani. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque avete sentito quanto accaduto a Venezia, ma prima di iniziare vi facciamo vedere subito il sondaggio di questa sera, sondaggio che ogni lunedì vi presentiamo e riguarda le polemiche esplose dopo le presunte molestie durante la 93esima adunata degli alpini a Rimini e la successiva petizione online per chiederne la sospensione per 2 anni. Il quesito lo vedete, alpini e presunte molestie, sospendere le adunate? Se la vostra risposta è sì, il numero da comporre è lo 0422 16 26 691. Se la risposta è no, il numero è lo 0422 16 26 690. La chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo perché la vostra risposta venga registrata all'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E torneremo nel corso del nostro telegiornale a parlare proprio delle polemiche per queste presunte molestie, ma come detto in apertura abbiamo quanto accaduto ad uno dei simboli della città di Venezia con la Basilica del Redentore alla Giudecca colpita da un raid vandalico la scorsa notte, un'enorme chiazza rosa con delle scritte incomprensibili apparsa sulla facciata della chiesa. Siamo accorti questa mattina, quando abbiamo riaperto la chiesa, che c'era questo sfregio sul muro del Redentore. Un'enorme chiazza rosa deturpa la facciata della chiesa del Santissimo Redentore alla Giudecca. I vandali hanno colpito uno dei simboli della storia di Venezia. Sullo sfondo rosa, scritte incomprensibili con uno spray nero che ricordano a prima vista un'equazione matematica. L'azione dei vandali non si è svolta in un luogo nascosto. La chiesa di notte è illuminata e si affaccia sul canale della Giudecca fronteggiando le zattere. A pochi passi c'è anche un imbarcadero servito dalle linee notturne. Ovviamente i passaggi di Vaporetto sono diradati rispetto al giorno, circa uno ogni 20 minuti, e c'è un buco di 40 minuti tra le 2:39 e le 3:19. L'area è videosorvegliata proprio nell'angolo, lì dove c'è l'angolo del teatro, c'è la videosorveglianza e quindi ci affideremo anche a quelle immagini lì. E cosa prova oggi? Cosa hanno provato anche i suoi confratelli quando hanno visto questo sfregio? Poi ci dispiace davvero molto perché se anche un senso poteva esserci per qualche messaggio non saprei. Dispiace anche molto ai giudecchini, alle persone che vedevo passare stamattina, erano davvero dispiaciute perché questo è un po' un simbolo anche della nostra isola, della nostra Venezia, e vederlo trattato così è una cosa che rincresce molto, fa riflettere. Progettata dal Palladio quasi mezzo millennio fa a seguito di un voto della città durante la terribile peste che ne decimò la popolazione nel 1575, la Basilica del Redentore custodisce tra gli altri opere del Tintoretto e del Veronese. Ci dispiace perché le risorse che verranno destinate per ripristinare questa cosa, speravamo di destinarle invece per i poveri oppure per promozione di attività culturali. Ci dispiace per questo e comunque ci affidiamo alle autorità e anche poi alle procedure di chi è competente per risistemare. E allora come
come detto, torniamo alle polemiche per le presunte molestie durante la Dunata degli Alpini, perché la vicenda si scrive di un nuovo capitolo. Arriva la lettera solidale degli albergatori di Rimini al presidente ANA Sebastiano Favero. Una profonda gratitudine per l'atmosfera che la Dunata ha saputo regalare al territorio. Mittente Giosuè Salomone, direttore dell'associazione Riviera Sicura, che guida gli albergatori e operatori turistici della Riviera Romagnola. Una lettera che da Rimini arriva nella Marca trevigiana direttamente al numero 1 nazionale delle penne nere, Sebastiano Favero, per dire basta alle polemiche una settimana dopo l'inizio di una bufera che gli alpini non dimenticheranno, tra accuse di presunte molestie, attacchi incrociati della politica e richieste di sospensione della Dunate. Di condotta irreprensibile e spirito gioioso e aperto parlano gli albergatori, che continuano: vogliamo dissociarci da polemiche e dichiarazioni di tante realtà che, probabilmente per mera voglia di visibilità gratuita, hanno voluto confondere la pura goliardia con comportamenti non consoni o molesti. Pur non escludendo che possano esserci stati sporadici episodi spiacevoli, che ovviamente condanniamo, è parere unanime della categoria che la condotta dei partecipanti sia stata impeccabile. Nei nostri 200 hotel che hanno accolto gli alpini, conclude l'associazione, si è respirata soltanto aria di festa che saremmo felici di riavere a Rimini. Magistrati in sciopero per un giorno, incontro pubblico in tribunale con avvocati, cittadini e giornalisti. Obiettivo: recuperare la fiducia della gente. Dopo quasi 20 anni dall'ultima volta, i magistrati incrociano le braccia e scioperano. L'ANM, Associazione Nazionale Magistrati, contesta la riforma in discussione in Parlamento. Vogliono recuperare la fiducia dei cittadini, i magistrati, e che il loro lavoro non venga valutato solo in base ai numeri. Quando io ho cominciato a lavorare nel lontano 1990, numerose erano le indagini in materia ambientale, rifiuti, inquinamento, infortuni sul lavoro, tutte quelle materie che davvero toccano la qualità della vita e i beni fondamentali dei cittadini. Queste indagini sono molto di meno perché rendono poco, come pure erano molte le indagini ad alto livello sul traffico internazionale o organizzato di stupefacenti. Adesso processiamo i piccoletti, i pusher, facciamo numeri. Giudici, insomma, con la paura di essere valutati sui numeri. Si valuteranno i magistrati in base ai risultati di quella che è la loro attività, i pubblici ministeri in base al numero di condanne che otterranno, magari addirittura in base agli anni di galera che riusciranno ad ottenere, i giudici in base al numero di sentenze che verranno confermate nei gradi successivi, e tutto questo porterà il pubblico ministero a occuparsi soltanto dei casi sui quali va sul sicuro, senza fare inchieste scomode, inchieste coraggiose. Il pericolo dunque è che conti solo il numero di processi e quanto si spende. Di certo, per il buon funzionamento della giustizia, il cittadino ha diritto a risposte. Lo Stato deve garantire una giustizia rapida, con risorse adeguate e dirigenti che usino bene i fondi. Il tema delle risorse, perché molto spesso noi avvocati, il cittadino ci chiede se ha torto o ragione, quanto tempo ci vorrà per avere torto o ragione e quanto costerà avere torto o ragione. Spesso per noi è difficile dare una risposta. No a processi chiusi facendo finta che vada tutto bene, ma dare giustizia vera ai più deboli. L'impressione invece è che si punti a colpevolizzare i magistrati. Mirano soltanto ad addebitare alla magistratura le colpe del funzionamento della giustizia, e questo, scusate, ma è assolutamente inaccettabile. Appello crack BPV nell'aula bunker di Mestre, il processo entra nel vivo. L'avvocato delle parti civili Vettore dice aspettative di risarcimento quasi nulle. Entra nel vivo il processo d'appello per il crack della Banca Popolare di Vicenza. Dopo l'udienza interlocutoria del 22 aprile, il processo nell'aula bunker di Mestre si avvia nel vero senso del termine. Giornata iniziata con la discussione e le repliche, discussione sui profili di ammissibilità o inammissibilità dei singoli atti d'appello e sulla proposizione delle istanze istruttorie rinnovate in secondo grado. Fitto il calendario delle udienze, l'obiettivo è che la sentenza arrivi prima della prescrizione. Ma questo non basta a placare l'amarezza dei risparmiatori azzerati sulle aspettative di risarcimento. I risparmiatori sono in tutto questo marasma le persone più che ne sono uscite peggio, nel senso che devo dire che rimarrà sulla carta la sentenza di condanna al risarcimento in favore delle parti civili,
per una serie di motivi che star qui a spiegare adesso sono lunghi, ma il primo di tutto è la confisca che ha mangiato tutto, diciamo, o che mangerà tutto in caso di conferma della sentenza, e per cui siamo qui a fare il nostro lavoro e dovere, però con aspettative di risarcimento nulle. Molta amarezza perché i rimborsi del FIR, molti sono stati respinti, altri sono stati non dimezzati ma meno ancora, per cui a fronte di un effettivo risarcimento non si può parlare di soddisfazione. Il 19 marzo 2021 era stata pronunciata la sentenza di condanna per Gianni Zonin, per l'ex vice direttore generale Emanuele Giustini e per gli altri 2 manager Paolo Marini e Andrea Piazzetta. Assolti invece Giuseppe Zigliotto e Massimiliano Pellegrini. Oggi in aula i pubblici ministeri hanno impugnato il provvedimento di assoluzione. Continuo, come ho già detto, a non capire il perché di questa reiterazione dopo 7 anni di una situazione che comincia a essere difficile e pesante, dopo 7 anni di continue avversità legali. Lei consideri tutti gli altri processi che ci sono aperti contro la banca, contro i soci eccetera, e cosa è lo stillicidio dal punto di vista del tempo e dei soldi di uno che deve continuare a difendersi nonostante sia stato assolto. In aula oggi c'era anche l'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, allora lo sentiamo ai nostri microfoni. Ecco, lei che cosa si aspetta comunque da questo processo? Ma quello che mi sono sempre aspettato e in cui credo fermamente è che emerga l'innocenza del sottoscritto, perché io ho lavorato con impegno, con onestà e con serietà e forse più di qualcuno si è dimenticato di come, perché sono stato in banca per quasi 20 anni e la banca è cresciuta ogni anno e quindi abbiamo distribuito cifre importanti di dividendi perché parlando in vecchie lire abbiamo distribuito quasi ogni anno per 18 anni su 20 oppure su 17, su 19 abbiamo distribuito ogni anno una media di 100 miliardi. Mi sembra che abbiamo fatto un servizio importante per il territorio. I cambi di strategia, i cambi di regolamento, il cambio delle leggi dovuti all'entrata in vigore di leggi che noi non conoscevamo, non immaginavamo, che hanno scombussolato tutto il mondo dei popolari, soprattutto il mondo dei popolari. Ha fatto un decreto legge per passarlo da una banca cooperativa a una banca privata, quindi sono stati prese delle decisioni forti. Ha fiducia nella giustizia? Sempre, sempre. Non di tutti i giudici, ma della giustizia sì. Parliamo di reddito di cittadinanza, sono oltre 5.000 le domande revocate in Veneto da quando la misura è entrata in vigore, l'analisi dei dati con l'INPS regionale. Dal 2019 ad oggi sono 5.233 le domande di reddito di cittadinanza revocate in Veneto, veri cosiddetti furbetti della misura introdotta dal primo governo Conte. I casi più numerosi si registrano nel Veronese con 1.205 domande revocate, a seguire le province di Padova e Venezia. Fondamentali in questi anni sono state le verifiche incrociate INPS Forze dell'Ordine. In questi casi la revoca opera a far data dal momento in cui è stata fatta la domanda, quindi fin dall'inizio, e c'è anche il recupero delle somme erogate. Confrontando la situazione anno dopo anno se ne evince un calo. Nel 2019 erano 1.749, in aumento l'anno successivo, con 2.286 casi calati a 1.184 nel 2021. Una decrescita che va letta in rapporto al numero totale di domande di reddito di cittadinanza presentate nella nostra regione, passate dalle 61.075 del 2019
2019 alle 37.511 del 2011. Tra le province con le maggiori richieste Verona, Venezia e Padova. Significativa l'incidenza percentuale della misura in Veneto rispetto al resto d'Italia, partendo dal presupposto che solitamente per altre prestazioni il Veneto rappresenta il 10% del totale nazionale. Quando parliamo di reddito di cittadinanza parliamo di una prestazione in cui la pesatura del Veneto rispetto alle altre regioni è molto più bassa, perché siamo attorno al 3-4% del totale delle domande. Cosa significa? Che è una prestazione che qui viene richiesta poco. Percentuale passata da un 3,8 del 2019 ad un 2,8 di quest'anno. Ad incidere su questo calo l'incremento e la sempre maggiore efficacia dei controlli preventivi e di quelli post presentazione delle domande. Nel tempo le persone quindi hanno potuto sperimentare che questo è uno strumento che puoi chiedere solo se effettivamente hai i requisiti per poterlo chiedere. Nel 2022 il governo Draghi ha poi inserito l'assegno unico universale che va a sostituire gli assegni familiari. 385.131 le domande presentate a livello regionale, pari a oltre 635.000 figli, con una media di 1-2 bambini a nucleo. I cittadini hanno tempo fino al 30 giugno per presentare richiesta e ricevere gli arretrati al 1 marzo 2022. Oggi, secondo me, con la stima che ho in mano, sulla base dei dati che le ho fornito, siamo attorno all'85% della platea che volevamo coprire. Ritrovato in Veneto un quadro rubato 12 anni fa da una chiesa in Francia. Dopo 12 anni d'assenza, il dipinto San Girolamo, un olio su tela di scuola francese del Settecento, sta per tornare nella chiesa di Saint-Pierre a Savigny, dove fu rubato tra il 30 e il 31 luglio 2010. Per rivederlo a Venezia sono arrivati anche sindaco e vice sindaco della cittadina francese. L'opera è ricomparsa recentemente, messa in vendita sul web da un antiquario del Padovano e intercettata dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia, coordinati dalla Procura di Rovigo. E non riusciamo ancora oggi a capire bene se è passata e da quante mani è passata. Sicuramente è stata ricettata e riteniamo che la stessa abbia viaggiato per lo più in questi 12 anni in Francia, forse per 11 anni, 10 anni. Dopodiché è stata acquistata da un italiano, un antiquario, presso una casa d'asta leonese, in maniera assolutamente regolare, lo voglio sottolineare, e quindi poi crediamo noi che la fine dell'avventura illegale di quest'opera sia terminata proprio in Italia. Se il peregrinare del quadro è stato prevalentemente in Francia, non è sfuggito ai controlli dei carabinieri non appena è comparso in vendita in Italia, presentato come opera di Antonio Arrigoni, un pittore veneto attivo a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Il valore d'asta era di qualche decina migliaia di euro, ma soprattutto che quello ha una fascia di difficile quantificazione, è che il valore che la comunità che ha avuto beneficiato di quest'opera ne riconosce, per cui il valore potrebbe essere di qualche centinaio di migliaia di euro. Se il Ministero della Cultura francese ha classificato il dipinto monumento storico nel 1982, altrettanto importante è la chiesa di Saint-Pierre in cui sta per tornare. È uno degli edifici religiosi più antichi del dipartimento della provincia di Angers e è stato pensato e riconosciuto di interesse culturale sin dal 1840, uno dei primissimi edifici riconosciuti come monumento nazionale in Francia. Il mercato agroalimentare di Padova si trasforma nel palcoscenico di uno spettacolo teatrale. Per la prima volta in Italia un mercato agroalimentare, quello di Padova, uno dei più grandi e più importanti mercati ortofrutticoli del nostro paese, si trasforma in un palcoscenico. Sabato 21 maggio, negli spazi dove di giorno le attività commerciali brulicano, verranno allestiti palco e platea per ospitare una serata teatrale con uno spettacolo dell'artista di fama internazionale Paolo Nanni, La Lettera. Questo progetto fa parte della volontà di potenziare il legame del MAP con la città e di far vivere culturalmente la zona industriale. Di farlo conoscere i cittadini e di farlo anche usufruire dei cittadini stessi, sia a livello locale, Granze, Camì, cioè chi abbiamo attorno, ma in tutta la città.
Dopodiché è nato un rapporto importante con il teatro Top, cioè il Teatro Off Padova, che è dall'altra parte del nostro muro e dove ci sono fantastici ragazzi coordinati da Loris Contarini e Gianni Bozza che ci hanno contaminato anche loro su questo e noi un po' li abbiamo adottati, se posso dirlo, e quindi stiamo immaginando una serie di esperienze da poter costruire all'interno del mercato. Questo appuntamento potrebbe essere il primo di una lunga serie, vista la collaborazione del MAP con Top Teatri Off Padova, che da qualche anno occupano gli spazi adiacenti al mercato della chiesetta di San Clemente, un presidio di cultura che ha attivato anche un progetto di educazione alimentare per le scuole con l'attore che interpreta il professor Mapo. Sabato 21 lo spettacolo La Lettera, che non è stato scelto a caso. Parolani è un grande attore fisico, si dice, un mimo, un clown. Lo spettacolo non ha parole e quindi è adatto ai bambini, gli addetti ai lavori lo adorano e quindi alle famiglie, agli adulti, a tutti, insomma, ed è concettualmente lo spettacolo giusto perché è lo spettacolo che farà arrivare le persone dentro a un luogo che si apre. Questo è uno spettacolo aperto, uno spettacolo virtuosistico molto, 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 molto interessante. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con Ring in diretta su Antenna 3 a partire dalle 21:15, ospiti del vice direttore Ferdinando Avarino, Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste, Antonella Tocchetto del Partito Democratico e poi Roberto Bet della Lega, Paolino Barbiero della CGIL, Daniel Venturin di Fratelli d'Italia e Alessandro Berton, presidente Union Mare. Appuntamento dunque a partire dalle 21:15 con Ring, naturalmente su Antenna 3. È davvero tutto per questa edizione, ora previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del Contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'estate gioca d'anticipo con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Bel tempo e caldo anomalo con clima tipico di luglio più che da maggio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tanto sole, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. Non si esclude tuttavia nel pomeriggio di martedì 17 maggio qualche addensamento sui monti associato ad occasionali acquazzoni. Temperature in lieve aumento, minime tra 12 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 26 e i 31 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà limpido o velato, senza piogge. Temperature minime sui 16-20 gradi, massime sui 27-30 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, stesso contesto, asciutto, soleggiato e anche piuttosto caldo. Le temperature minime infatti si attesteranno intorno ai 15 gradi, le massime invece intorno ai 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del Contadino a Dolo e Massanzago.